La banda mandamentale di Cervignano apre un partecipato e solenne corteo a Saciletto di Ruda. Si commemorano gli 8 partigiani dell'Intendenza Montes e dei gruppi d'azione patriottici, uccisi dai fascisti di Palmanova nel febbraio del 1945. Tutti giovanissimi, tra loro Mario Malner e Vitalino Franzot avevano 19 anni. In prima fila i sindaci della Bassa Friulana e dell'Isontino per ricordare tutti i combattenti per la libertà morti nell'area. Poi i ragazzi delle scuole di Terzo di Aquileia che hanno letto alcuni brani sulla Resistenza. Proprio ai giovani pensa il presidente nazionale dell'ANPI Gianfranco Pagliarulo, che a margine della cerimonia parla della manifestazione di Pisa, dove alcuni ragazzi sono stati colpiti con i manganelli dalla polizia. Ringrazio molto il Presidente della Repubblica per aver sostenuto che studenti e manganellate sono due parole che non vanno d'accordo. La vicenda delle manganellate a Pisa non è un fatto isolato dovuto all'impazzimento di questo o quel poliziotto, ma è una politica che sta andando avanti da mesi. C'è palesemente un'indicazione centrale che riguarda il Ministero degli Interni. Pagliarulo ha poi ridimensionato le divisioni interne all'ANPI sulla definizione dell'intervento di Israele a Gaza come genocidio, che hanno portato alle dimissioni del presidente della sezione milanese Roberto Cenati. Non innamoriamoci dei giochi di parole, afferma Pagliarulo, non c'è nessuna rottura nell'associazione. Mario Malner